Abbiamo simulato l'alluvione del 2010 utilizzando dei nuovi strumenti tecnologici, il drone, i social media, notizie che ci arrivavano dai cittadini, una piattaforma nuova che potrà aiutarci in futuro per valutare le situazioni di rischio e dare risposte più veloci e concrete ai cittadini. Circa un centinaio le persone impegnate tra funzionari e volontari nella simulazione del progetto Be Aware, piattaforma che uniforma e velocizza tutta una serie di procedure che fino ad ora avvenivano, diciamo così, manualmente e utilizza in più i droni e i social, Twitter in particolare. Uno scambio rapido di informazioni che consente un intervento in caso di calamità naturali. Il Veneto e Vicenza in questo caso diventano ancora una volta un modello da copiare. Siamo l'unica regione d'Europa che, in base alle previsioni meteo, abbiamo messo a punto con l'Università di Padova dei modelli matematici che ci consentono di dire nei principali corsi d'acqua del Veneto quale sarà il livello, a che ora, e quindi sapendo il livello sappiamo anche se il corso d'acqua rischia di esondare oppure no. Dal 2010 ad oggi la Regione Veneto ha messo in cantiere progetti per 3 miliardi e 200 milioni, già attivi interventi per 900 milioni, messi in sicurezza gli argini, attivo il bacino di laminazione di Caldogno ed ora, superati i ricorsi, è al via anche il bacino di Viale Diaz. Adesso parte, entro un mese inizierà la bonifica bellica, poi i lavori, 2 anni per il completamento, 16 milioni e mezzo di costo, e questo servirà proprio a preservare in modo particolare la città di Vicenza. Ma poi c'è il bacino di laminazione sull'Orolo, anche in questo caso assolutamente importante, già assegnati i lavori a 2 imprese venete, quindi a breve, appena completato la progettazione esecutiva, mancano ancora pochi dettagli e poi dopo si inizierà il lavoro anche per quel bacino.